Con il tempo di 2 ore, 13 minuti e 48 secondi è il kenyota Gilbert Chumba, il vincitore della Padova Marathon 2023. Il Veneto porta bene all'atleta africano, che era già stato protagonista della Maratona di Treviso del 2018. In quell'occasione, con il premio vinto, aveva acquistato una mucca per la sua azienda agricola e l'aveva chiamata Treviso. Ora ha promesso che ne comprerà una che prenderà il nome di Padova. Alle sue spalle il connazionale Edward Chimetto, terzo l'etiope Bareka Geletto, quinto e primo degli italiani il trevigiano Roberto Graziotto. Tra le donne a trionfare, fermando il cronometro a 2 ore 30 minuti e 45 secondi, è l'ugandese Deme Tigist Bikila. Seconda a 1 minuto l'ugandese Nancy Cheptegei, distanziata la rappresentante del Burundi Cavallini Nahimana. Protagonista della mezza maratona, un altro kenyota, Kennedy Kipkieko, che ha concluso i 21 km in 1 ora, 1 minuto e 27 secondi. Terzo tempo di sempre per la gara padovana. A vincere la gara femminile l'ugandese Winnie Yemutai con 1 ora, 10 minuti e 8 secondi. Un'edizione che ha visto un ottimo numero di partecipanti, che si inserisce nel contesto internazionale delle gare podistiche. Attrattiva per gli atleti internazionali, nonostante 2-3 importanti maratone internazionali, c'è Londra, c'è Amburgo e c'è Madrid in contemporanea. Siamo riusciti ad attrarre anche molti atleti professionisti e non solo. La maratona e la mezza avevano atleti di 53 nazionalità diverse, quindi è una maratona sicuramente globale, diciamo, a livello ormai è internazionale. Questa è una bella responsabilità che portiamo noi, però siamo contenti di essere testimonial di una realtà come il territorio di Padova che partecipa in modo corale.